Io forse meglio l'uso. Spessissimo. E perché? Non ricordo me. L'usp, e poi scoppiate. A quello la galera lo fa bene. Ed è arrivata, fidanzata mia. A casa. Ma come? Sono 3 anni che te lo teniamo. È pronto, fa il suo dovere. Ti sposa, prepara. Niente dovere, niente riparo. Non lo voglio così, in ginocchio mi deve fregare. Adesso comando io. Ma cosa è successo in questo paese? Oh, dico a te, non vedi quello che capita a uscire senza doppietta? A quest'ora se te l'hai riportata, avevi già lavato l'offesa. Invece ora ti tocca entrare a casa a prenderla e appostarti. E quando ti vedi?
Vestito. Malattie infettive nessuna. Adesso lei mi deve spiegare, maresciallo, perché io e la mia signora non veniamo accettati in un locale pubblico. Ah, ma allora lei non ha ancora capito. Questi sono posti riservati solo ai miliardari. E poi come ce l'ha lei da spendere tanti soldi un giorno? C'ho da spendere. Permette, maresciallo. Qui c'ho un rotolo di soldi guadagnati col mio lavoro. Perché io e la mia signora il traffico di droga non l'abbiamo mai fatto. E lasci perdere la droga. Lei mi deve spiegare gentilmente perché questa notte la volete passare in un albergo di lusso. Perché è testardo come un mulo, signor maresciallo, e se lui non ci sbatte la capaccia non è contento. Erminia, non ti intromettere nel discorso. Vede, maresciallo, io della camera di lusso non me ne importa niente. Perché sotto i tedeschi ho dormito pure dentro la di nozze. Ma siccome io sono stato offeso di fronte alla mia signora, adesso quella camera io la voglio ad ogni costo. E lei, che è rappresentante della legge, mi deve accompagnare a far rivalere i miei diritti. Ma quali diritti? Per essere dalla parte della ragione dovrebbe avere una regolare prenotazione con telegramma E di noi ce l'abbiamo, Erminia. Ecco il telegramma. Ecco la prenotazione a mezzo telegramma, lei che maresciallo. Allora la camera è vostra, ritornate al primo albergo e fate... Ehi, non senti Erminia? Sì, lo sento. La ringrazio infinitamente, maresciallo. Buongiorno. Andiamo, Erminia. Buongiorno. Come andiamo? Al primo albergo, siccome abbiamo una regolare prenotazione, e caccino la mattina che la camera aspetta a noi di